È giovedì 16 maggio, buongiorno Sicilia, da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Stamattina ci occuperemo ancora delle stragi sul lavoro, parleremo anche di denatalità e poi delle bandiere blu e le eccellenze del mare, non solo italiano ma anche siciliano. Ma intanto, per cominciare, c'è subito la cronaca. A Palermo un uomo di 50 anni è stato trovato morto a Porticello, in via Stenditore, una frazione del comune di Santa Flavia. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso ed il medico con il medico legale. Sono adesso in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause della morte. E poi Casteldaccia, la tragedia, l'operaio sopravvissuto è fuori pericolo, è stata sciolta la prognosi, l'inchiesta per omicidio colposo plurimo si allarga. Intanto il sindaco di Palermo La Galla promette posti di lavoro ai familiari delle vittime. Non è più in pericolo di vita Domenico Viola, l'operaio di 62 anni rimasto gravemente ferito nella strage sul lavoro del 6 maggio scorso a Casteldaccia, dove hanno perso la vita 5 suoi colleghi. I medici del Policlinico di Palermo hanno sciolto la prognosi sulla vita dell'operaio. Le cure del paziente da giovedì proseguiranno in un reparto di area medica di elevata competenza, con il supporto continuato di tutti gli specialisti necessari a garantire un recupero funzionale, organico e psicologico. La funzione respiratoria, sia sotto il profilo clinico che laboratoristico, è soddisfacente e stabile, ha detto il direttore del reparto di terapia intensiva. Intanto l'inchiesta si allarga, gli inquirenti lavorano incessantemente. La decisione di scendere nell'impianto di sollevamento nella cisterna di Casteldaccia non fu presa lunedì 6 maggio, ma fu deciso il venerdì. Il cotitolare della Quadrifoglio Group aveva infatti informato AMAP delle grandi difficoltà a rimuovere il tappo della condotta fognaria. Il direttore dei lavori AMAP, Gaetano Rotolo, al quale gli è stato notificato un avviso di garanzia per omicidio colposo plurimo, arrivò sul luogo della morte di prima mattina, nel giorno della tragedia, e non controllò se gli operai avevano qualifiche e dispositivi di sicurezza per quel tipo di lavoro. Assieme a lui in questo momento risultano indagati anche Giovanni Anselmo, amministratore unico di Tech, l'impresa titolare dell'appalto dato all'esterno da AMAP, e Nicolò Di Salvo, il titolare della Quadrifoglio Group. Restiamo a Palermo. Avrebbe tentato di molestare una bimba di 5 anni del quartiere Zen, gli si sarebbe rivoltato contro. Sono registrate scene di guerriglia alla periferia proprio del capoluogo siciliano. L'uomo, circa 60 anni, è riuscito a trovare rifugio, ma sono tantissimi le persone arrivate sotto casa e lo hanno minacciato, gli hanno anche distrutto la macchina. Anche la figlia del presunto molestatore si sarebbe schierata con la folla inferocita. Sono dovuti intervenire in massa carabinieri e polizia per scortare l'uomo e portarlo in commissariato. Adesso a Messina nel 2023 c'è stato un forte incremento di arrivi turistici, un dato in crescita anche in questa parte iniziale del 2024, ma l'incasso della tassa di soggiorno non aumenta di pari passo. In questo momento il Comune ha anche stipulato un protocollo con la Guardia di Finanza per controlli su alberghi e anche su diverse strutture ricettive. Sentiamo. Da città di passaggio a città turistica, Messina l'incremento degli arrivi ha superato le 8.000 unità rispetto al 2022, quasi il 29% in più rispetto al 2019. I pernottamenti sono cresciuti di circa 11.000 presenze, con percentuali del 33% in più pre-Covid e più 8% rispetto al 2022. Numeri amplificati dalle presenze crocieristiche, sempre in aumento sia nel 2024 che nelle previsioni del 2025 e, ha sottolineato uno studio dell'autorità portuale, ha portato un indotto economico in città di circa 21 milioni. 2024 in ulteriore crescita sia in termini di nave con oltre il 10% di incremento che in termini di passeggeri con oltre il 21% e il 2025 con ancora una crescita prevista. Ma a fronte dei numeri in crescita sulle presenze turistiche in città non si registra un conseguenziale incremento dell'imposta di soggiorno, il cui introito per le casse comunali si aggira sui 200.000 euro annui. Aumentano i pernottamenti ma non l'incasso della tassa. Per questo motivo il Comune ha sottoscritto un protocollo con la Guardia di Finanza per controlli e sopralluoghi sul territorio. Se c'è un numero di pernottamenti così più elevato rispetto all'anno precedente, oltre 13.000 pernottamenti in più, ma la tassa di soggiorno non aumenta, c'è un problema. È un problema che riguarda un tasso
rischio di evasione come in tanti altri comparti. Ci sarebbe un'evasione ipotizzata di circa il 50%. I controlli su Airbnb o sulle altre piattaforme turistiche sul web segnalano circa 1500 strutture in città. Alcune, una sessantina, hanno dichiarato di non aver avuto alcuna presenza negli ultimi 6 mesi, ma sul web si ritrovano recensioni recenti di ospiti. Da qui i sospetti e l'inserimento nel database su cui lavoreranno Comune e Guardia di Finanza. A Catania interi quartieri trasformati in discariche a cielo aperto. Siamo andati in via Re di Puglia dove spazzatura e topi invadono strade, marciapiedi e anche case. Tra i rifiuti c'è anche una ghirlanda. Sentiamo. Convivono con topi e spazzatura in una situazione igienico-sanitaria da terzo mondo, barricati in casa per difendersi dall'intrusione dei ratti e dal fetore che sprigiona la spazzatura. Via Re di Puglia a Catania è l'immagine simbolo del fallimento della civiltà e di ogni tentativo di portare ordine e decoro. Ci troviamo a pochi metri dal Corso Indipendenza nel quartiere San Berillo Nuovo e dall'entrata in vigore della raccolta differenziata i cumuli di spazzatura finiscono direttamente sui marciapiedi che praticamente sono off limits ai pedoni. Sacchetti di ogni tipo, di ogni grandezza e colore sono dappertutto perché si scarica ogni cosa e a qualsiasi ora. Sono esasperati i residenti che puntano il dito contro altri residenti. Tutta la monnezza mettono sempre fuori orario e differenziata non ne fa nessuno. Lei ha mai visto gente che butta la spazzatura? Sì, ma io mi c'è chiappo perché abito qua di fronte. In percentuale quant'è la colpa della gente? 80% per me. Lei fa la raccolta differenziata? Sì, io abito qua. Oggi cosa c'è? Veramente io testa nannà, c'è mio marito che abita queste cose. Tonnellate di rifiuti richiamano i topi che con l'abbondanza di cibo ingrassano sempre più, assumendo enormi dimensioni. Ci sono topi, topone. Con questa spazzatura non è giusto. Qua dentro mi entrano. Infatti ho la colla sotto il mobiluccio. Sono tante le segnalazioni arrivate alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55005. Un'altra cartolina poco edificante arriva da Viale Medaglie d'Oro. Anche qui il marciapiede è inutilizzabile e costringe i pedoni a percorrere la sede stradale con il rischio di essere investiti dalle auto. Tornando in via Re di Puglia, tra montagne di rifiuti, non passa inosservata una ghirlanda. Sarà che da queste parti è morto il decoro? E adesso andiamo invece a vedere insieme a Emanuela Corsi i fatti più importanti. Intanto cominciamo dai quotidiani regionali. Emanuela. Partiamo dalla Sicilia, vediamo, sono tante le notizie in prima pagina e quindi andiamo con ordine. Intanto PNRR, vediamo SOS Sicilia, Fitto rassicura, botta e risposta da Siracusa. L'allarme dell'ANCE, a rischio fondi per 1 miliardo, risponde appunto il ministro Fitto, previsioni senza fondamento. E poi a Catania lavanderia di strada perché si inaugura domani appunto nel capoluogo etneo una struttura d'accoglienza per senza tetto e indigenti dove possono fare il bucato, una bella iniziativa questa. Vediamo le altre notizie, il super bonus che arriva in aula, la maggioranza non vuole tranelli e poi questa ennesima foto dell'Istat che rappresenta un'Italia sempre più povera, anche chi lavora si trova in difficoltà. Per quanto riguarda il voto dell'8 e 9 giugno, non solo europee, sono state presentate le liste per le amministrative in Sicilia, sono tanti i comuni che andranno al voto in questa tornata elettorale. Poi si torna a parlare di Matteo Messina Denaro perché emergono nuovi elementi, alcune novità su quella che è stata la sua lunga latitanza, ricordiamo durata 30 anni. Lui da latitante faceva il pokerista, non rinunciava a giocare a poker e la sua identità era quella di un dottore, di un falso dottore, lui così si presentava e infatti nell'intercettazione il dottore ha perso e adesso è distrutto, questo dicevano appunto di lui. Inchiesta. False residenze per rilasciare permessi di soggiorno, ci sono 6 indagati a Ragusa. Nel taglio alto ci sono 2 notizie che arrivano dall'estero. Intanto il giudice ungherese si piega, ok ai domiciliari per Ilaria Salis, il padre commenta siamo felicissimi, ricordiamo che l'attivista era a processo a Budapest e poi l'Europa sotto shock per questo attentato al premier slovacco, un pacifista lo riduce in fin di vita, lui ha detto sono contro questo governo, sarebbe questa appunto la motivazione.
Vediamo ancora nel taglio alto una notizia di calcio, la troviamo sempre qui in alto a sinistra sulla prima pagina, i play-off per la B, Catania, Atalanta, Under 23 e caccia al biglietto, sabato la super sfida, entro domani ci sarà il sold out, quindi il Massimino che per questa sfida, per questo ritorno, insomma, sì, a quanto pare le previsioni saranno più che rose. In questo momento ricordiamo, sono in vendita i biglietti con diritto di prelazione per gli abbonati. Quindi gli abbonati fino a domani hanno la possibilità di riconfermare il posto che hanno avuto per tutta la stagione. Allora, andiamo all'interno della Sicilia di oggi e vediamo intanto scusate un attimo, vediamo appunto questa notizia. Prima si parlava di rifiuti, ma si torna a parlare di questa inchiesta per quanto riguarda appunto i rifiuti. Il sistema dei netturbini infedeli devo mischiare con la spazzatura. Lunedì i vertici della Gema convocheranno i 5 operai indagati nell'inchiesta Calliope che ha fatto scoprire questo sistema illegale appunto di conferimento dei rifiuti. Poi andiamo a vedere la prima pagina, ecco appunto nella provincia di Catania, ecco qui i rifiuti miscelati pagati dai cittadini, operazione Calliope, ecco le intercettazioni che incastrano questi 5 netturbini infedeli. I vertici della Gema hanno convocato i dipendenti coinvolti nel sistema di conferimento illecito scoperto appunto dal GICO grazie a telecamere e microspie che hanno permesso di scoprire questo collaudato sistema di conferimento illecito di rifiuti industriali che è andato a pesare direttamente nelle casse del comune e quindi dei cittadini. La spazzatura veniva stoccata e miscelata negli autocompattatori con quella raccolta che veniva raccolta con la raccolta differenziata appunto in città e poi veniva conferita nella discarica di Sicula Trasporti. Questo era più o meno il sistema per riassumere. Perdita da un'autocisterna in via Fontanarossa, vediamo anche un po' di cronaca per quanto riguarda la provincia di Catania, l'incidente nei pressi dell'aeroporto Bellini, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco. Restiamo in tema di rifiuti. Nella provincia di Catania, ad Aci Sant'Antonio, è stata scoperta una mega discarica dove c'erano anche barche e camper. Ancora vediamo in città cosa succede. Consiglio ricco di temi, il sindaco risponde punto per punto. In Consiglio Comunale si è parlato del degrado di Corso Sicilia e di sicurezza sulla circonvallazione, ma soprattutto della necessità di attivare i varchi elettronici sulla via Crociferi dopo la diffida dell'UNESCO. E poi ancora l'inchiesta Black Lotus, 8 condanne definitive per 7 imputati, pene da ricalcolare. Ai benedettini, studenti accampati nel cortile con dei manifesti, degli slogan, insomma chiedendo la Palestina libera. E poi a Caltagirone, omicidio di Simona Floridi, il 22 luglio il test chiave tornerà a Monte San Giorgio. Queste le principali notizie. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Repubblica. Palermo, il 23 maggio, in occasione appunto della strage di Capaci, viene indetto il concorso per i dirigenti scolastici, quindi e per i professori. Prof al concorso, non ai cortei, e scoppia la polemica. Il Ministero convoca gli aspiranti presidi nel giorno di Falcone e dice non è una festa nazionale, ed è rivolta. E poi appunto alla vigilia di questa ricorrenza a Capaci nasce un museo dell'antimafia appunto per creare memoria. E poi in primo piano vediamo ancora l'inchiesta sulla sanità pubblica, l'ultimo scandalo, sanità pubblica, favori privati, a una gestazione decennale il caso del centro Nemo Sud di Messina, che vede indagata l'assessore Volo, personale assunto per chiamata diretta, compensi record, parentopoli in corsia
e molti silenzi eccellenti, scrive Repubblica. E poi Lucia Borsellino, ex assessore regionale appunto alla salute, scrisse: non si può fare, ma l'altolà fu ignorato. Quindi emergono ancora nuovi particolari appunto su questa vicenda, su questo ennesimo scandalo per quanto riguarda la sanità in Sicilia. E poi c'è questo caso invece che riguarda l'ospedale Villa Sofia di Palermo, il reparto fantasma abitato dai clochard. Vediamo nella fotonotizia invece la Favorita, il parco della Favorita dall'alto, scoperta appunto dall'alto, ecco il cuore verde di Palermo con tutta una serie di fotografie realizzate grazie ai droni. E ancora la città, estate a Mondello e a Sferracavallo. Quali sono i piani del comune di Palermo? Il sindaco La Galla ha un piano appunto per l'estate nelle borgate marinare. La sua direttiva tra un paio di giorni sarà diffusa a tappeto a tutti gli uffici che a vario titolo possono concorrere alla vivibilità delle zone più battute della città durante i mesi estivi e che, ricordiamo, sono state anche teatro di risse, quindi probabilmente ci saranno anche delle misure appunto per controllare maggiormente queste aree che sono molto affollate d'estate. Sanità a Messina, vediamo appunto in primo piano soldi e favori, quel primo no di Lucia Borsellino, lo scandalo Nemosud che ha portato a 9 indagati tra imprenditori ed ex vertici del Policlinico di Messina a una gestazione decennale, personale assunto per chiamata diretta, compensi record con fiumi di denaro pubblico, ignorato l'altolà del super dirigente. Prima 2 denunce di un docente, poi un'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle che era caduta nel vuoto. E poi questo caso della Villa Sofia, tra caos e sprechi, ecco il reparto fantasma che viene, pensate, custodito da un clochard. Lo vediamo in queste fotografie, questo reparto da 3 mesi, pediatria è andata via e dall'azienda dicono che presto arriveranno i pazienti di urologia, ma intanto le liste d'attesa si allungano. Sempre in questa pagina vediamo la notizia di Casteldaccia, fuori pericolo il 6º operaio, l'unico uomo che è scampato appunto a questa strage. Andiamo a vedere questo concorso, che è il concorso delle polemiche, concorso per presidi che viene fissato per il 23 maggio, nel giorno in cui appunto ricorre la strage di Capaci e si ricorda questa ferita appunto per il nostro paese. Il Ministero dice però non è una festa nazionale, quindi non ci sono problemi secondo chi ha stabilito la data. La prova nell'anniversario della strage di Capaci, però così migliaia di docenti non potranno partecipare alle manifestazioni. Giusto Catania, una ferita, un sacrilegio, io andrò alle celebrazioni. E poi ancora un'altra voce, Anna Maria Catalano, dice siamo rimasti basiti, quindi ci sono tanti che rinunceranno al concorso per invece partecipare alle celebrazioni. Il giornale di Sicilia, vediamo la prima pagina. Comunali, alleanze traballanti. Presentate le liste nei 37 centri dove si rinnovano sindaci e consigli, occhi puntati su Castelvetrano al primo voto dopo Messina Denaro, niente campo largo per il centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle preferisce De Luca al PD, centrodestra a ranghi sciolti, a Monreale, Bagheria e Mazzara, coalizioni compatte solo a Gela. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, l'apertura dedicata appunto a questo scandalo del centro Nemosud, il ruolo del professore Vita, l'inchiesta sulla convenzione fuorilegge tra il Policlinico e il centro di riabilitazione appunto neurologica, fissati per lunedì prossimo gli interrogatori di 5 dei 9 indagati. Bene, grazie allora Emanuela per questo primo segmento di rassegna stampa. Certo. Torneremo da te fra pochissimo per andare a vedere le prime pagine nazionali ma anche gli approfondimenti dei quotidiani con i fatti non solo che riguardano l'Italia ma anche esteri. Restate insieme a noi, c'è una breve pausa e ci ritroviamo fra pochissimo.
Ancora buongiorno Sicilia con Emanuela Corsi, torniamo ai quotidiani, stavolta quelli nazionali. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, naturalmente oggi in primo piano c'è questo attentato al premier slovacco, infatti lo vediamo, il titolo di oggi è "Spari a un premier, shock in Europa", l'agguato in strada con 5 colpi di pistola, condanna unanime da Biden a Putin, Meloni, attacco alla democrazia e alla libertà. Questo accade in Slovacchia, appunto colpito il leader populista Fico, che è gravissimo, arrestato un poeta attivista politico. Qui vediamo appunto le immagini del premier ferito a terra subito dopo essere stato colpito. Quelle pallottole e il peso sul voto e ancora l'attentatore. Oggi c'è un profilo appunto sia del premier e anche del suo attentatore, il pacifista, che però gira armato. Questo è un po' un paradosso. Andiamo a vedere altre notizie. Altro caso di oggi sono i domiciliari per Ilaria Salis, quello che è diventato un caso internazionale per il quale si è mosso anche il governo italiano, però il papà critica Roma, accolto il ricorso, rientro in Italia, i nodi. E la Liguria, lo scandalo, il centrodestra che pensa al dopo Toti. Spinelli dice anche lui, riferendosi naturalmente all'ex governatore ligure, era a Monte Carlo. E poi l'altro caso, il super bonus, chiesto il voto di fiducia e Forza Italia diserta il Senato, perché come sappiamo insomma ci sono posizioni discordanti proprio sul super bonus tra quelle che sono le misure adottate e volute dal ministro Giorgetti e invece la posizione di Forza Italia attraverso le parole di Tajani. Vediamo un'altra notizia, si torna a parlare del caso della morte di Giulia Cecchettin. Il delitto fu premeditato, i PM e l'accusa a Turetta. Tra poco vedremo perché, secondo l'accusa, Turetta avrebbe premeditato questo femminicidio. Intanto l'agguato in Slovacchia, vediamo un urlo e gli spari tra la gente, attentato al premier slovacco, Fico è in pericolo di vita, ferito da uno scrittore 71enne, risultato di un clima d'odio. Il percorso politico appunto di Fico, l'ascesa avvenne nel 1989, e poi da lì partì la sua carriera politica. Nel 2006 ha ottenuto la poltrona di primo ministro, 2 anni dopo l'ingresso della Slovacchia nell'Unione Europea, e ancora nel 2018 il suo mandato terminò in seguito all'omicidio di un giornalista investigativo e della sua fidanzata. A fine aprile il governo populista ha adottato un disegno di legge sulla TV pubblica, criticato dai gruppi per i diritti dei media e dall'opposizione. E quindi il ritratto è populista e divisivo, il leader filorusso, perché sarebbe vicino a Putin, che ha resistito a scandali e sconfitte e poi si dimise appunto dopo l'uccisione del reporter Kuciak nel 2018. Invece chi è l'assalitore? Dicevamo un poeta e attivista non violento, però con il porto d'armi. L'opposizione dice non era un nostro militante. Qui vediamo il momento appunto dell'arresto di quest'uomo di 71 anni che ha detto ho fatto questo gesto perché ero contrario alla politica appunto di Fico. Ma andiamo adesso a vedere un'altra notizia. Dicevamo il caso della morte di Giulia Cecchettin. Giulia seguita con un'app spia, il delitto pianificato 4 giorni prima. Cecchettin chiuse le indagini, l'atto che potrebbe incastrare appunto Turetta, che così con la premeditazione, ricordiamo, rischia l'ergastolo. E a quanto pare appunto spiava l'ex fidanzata attraverso quest'app e già da giorni aveva in testa di toglierle la vita.
Andiamo a vedere La Stampa, anche qui in primo piano gli spari al premier slovacco, Fico vuole la dittatura, colpito al petto e all'addome, i medici dopo l'operazione, lotta per la vita, agguato di un militante dell'opposizione, imbavaglia i giudici, l'Europa è sotto shock, anche perché questo accade proprio alla vigilia delle prossime, delle prossime elezioni europee. E poi vediamo invece qui nel centropagina una foto della Juventus, signora d'Italia, la migliore Juve dell'anno, batte l'Atalanta e si aggiudica la sua 15ª Coppa Nazionale. Il caso della corruzione in Liguria, Spinelli, a Toti ho dato 40.000 euro, anche lui veniva a Montecarlo e infatti La Stampa la definisce la nuova Tangentopoli, quindi 40.000 euro era una mazzetta per ottenere in cambio alcune concessioni. Andiamo a vedere il Messaggero, anche qui l'agguato che scuote l'Europa, attentato politico al premier slovacco Fico, amico di Putin, operato è tra la vita e la morte. L'aggressore, ho sparato perché disapprovo il suo governo, orrore nell'Unione Europea ad un mese dal voto. La Repubblica. Sangue nel cuore dell'Europa. Spari contro Robert Fico, colpito da 3 proiettili all'addome dopo una riunione, operato d'urgenza in coma farmacologico, l'assessore ad Andlova, l'aggressione ad Andlova da parte di Juraj Cintula, oppositore politico di 71 anni, poeta e pensionato che è diventato un killer. Mattarella interviene e commenta, dice è un fatto gravissimo per tutta l'Unione Europea e Putin si dice indignato. E poi invece vediamo nel taglio alto la vicenda, l'inchiesta di Genova, Spinelli ammette anche qui ho pagato Toti 40.000 euro bonifici perché si era interessato al rinnovo della concessione. Il governatore rispose, questo nelle intercettazioni, grazie di tutto Aldino, lo chiamava così ad Aldo Spinelli, appunto uno degli imprenditori finito in questa inchiesta, in questo scandalo che ha travolto la regione Liguria. Andiamo a vedere all'interno di Repubblica, Slovacchia shock, scrive il quotidiano, colpi di pistola sul premier Fico, operato d'urgenza in condizioni molto gravi per il governo, l'attacco a ragioni politiche. E anche qui si parla del profilo di questo attentatore che da pacifista è diventato un killer, i dubbi sui contatti esteri del poeta pensionato. Dopo il fermo lui ha detto l'ho fatto perché non approvo le politiche di Fico. Il 71enne nel 2016 frequentava paramilitari filorussi, oggi invece votava a sinistra. C'è un'altra notizia oggi su Repubblica, ma non solo, anche su altri quotidiani, che è questo ultimo rapporto dell'Istat, povero un italiano su 10, record tra operai e dipendenti. L'istituto crolla il potere d'acquisto delle famiglie, Schlein serve il salario minimo. Andiamo a vedere il Secolo XIX invece, dove appunto c'è l'inchiesta giudiziaria di Genova in primo piano. C'era anche Toti a Montecarlo, le verità di Spinelli. L'imprenditore rivela il collegamento tra i 40.000 euro versati e i favori. Voto di scambio, la commissione antimafia convoca i procuratori liguri. Il Dubbio invece scrive indagini a strascico e arresti ritardati, le ombre del caso Toti. Parla Savi, legale del governatore, il dilemma dimissioni potrebbe prolungarsi fino al riesame, quindi al momento ancora non c'è una certezza sulle dimissioni di Toti. Il Sole 24 Ore, vediamo. Stellantis, lento addio all'Italia, il 1 milione di auto è un miraggio. L'accordo con la cinese Leapmotor crea nuovi rischi per gli impianti nazionali. L'Unità, invece, vediamo questa notizia, questi dati dell'Istat, aumentano i ricchi, aumentano i poveri. Ora serve la sinistra, scrive appunto l'Unità. E poi Ilaria lascia il carcere, era ora. E qui vediamo appunto la foto di Ilaria Salis che andrà ai domiciliari. Anche il Giornale parla della Salis.
Però scrive: il governo Meloni fa scarcerare la Salis ai domiciliari grazie all'Italia, ma il padre attacca Tajani e Nordio. Libero. Ecco qui, più o meno siamo sulla stessa falsariga. Salis scarcerata, papà ingrato, compagni ipocriti, il governo media e la candidata di AVS ottiene i domiciliari in Ungheria, ma il padre critica l'esecutivo e la sinistra si accoda. E poi c'è un'intervista a Tajani oggi sul Libero che dice merito della nostra ambasciata. Quindi come vediamo anche il caso Salis è in apertura su tanti quotidiani, oltre chiaramente a quanto accaduto in Slovacchia. Budapest, vediamo La Nazione, Ilaria Salis ai domiciliari, svolta nel caso dell'insegnante italiana detenuta da 15 mesi in Ungheria. Ora gli avvocati puntano al trasferimento in Italia. Tajani e Nordio, bene, era quello che volevamo, ma il padre accusa dai ministri italiani nessun aiuto, esce perché è candidata, ricordiamo, alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra. Andiamo a vedere la verità, anche qui la Salis scarcerata, i giudici rovinano la campagna elettorale a Fratoianni, che è appunto la candidata. Il Manifesto, vediamo appunto questa immagine con queste catene spezzate, perché ricordiamo che l'immagine forte fu proprio quella di vedere questa attivista italiana incatenata, sì, in aula incatenata, questione politica, le toglieranno le catene, dovranno aprirle la cella. Il Tempo invece cosa scrive? Grand Budapest Hotel, sinistra delusa, Orban non è un mostro, la candidata Salis ai domiciliari in albergo grazie a Tajani e non certo a Fratoianni. Chiaramente questo è un quotidiano vicino al centrodestra e quindi questa è la lettura di questa notizia. Il Fatto Quotidiano, vediamo Meloni e Schlein, ecco un'altra notizia, quindi in primo piano niente, duetto truffa da Vespa, no dell'Agicom, via libera solo se c'è il sì del 51% dei leader, ma a quanto pare non c'è, perché i no arrivano da Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Azione, AVS, che fanno saltare il duello, il precedente con Letta. Bene, allora noi ci fermiamo qui almeno per quanto riguarda la rassegna stampa, torneremo ai quotidiani più avanti nel corso del nostro programma. Noi ci fermiamo perché andiamo a vedere le previsioni meteo e poi saremo di nuovo insieme in studio con il primo dei nostri ospiti. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo ancora perturbato al nord per la giornata di giovedì con fenomeni localmente intensi, qualche rovescio non escluso anche in Toscana, più soleggiato invece altrove. In dettaglio in Sicilia tempo stabile ed assolato con cieli sereni o poco velati, ventilazione in rinforzo sui settori meridionali e orientali dove i mari saranno mossi. Contesto climatico praticamente estivo con anche punte di 28-32 gradi. Dando un accenno alla situazione attesa poi in Sicilia, per quanto riguarda la giornata di venerdì non mancheranno ampi spazi soleggiati, anzi il sole sarà ancora una volta l'assoluto protagonista. Venti a tratti moderati o localmente sostenuti con mari calmi o poco mossi, localmente fino a mossi. Contesto climatico che sarà ancora estivo con valori al di sopra dei 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo a Buongiorno Sicilia, in studio con noi Antonino Guglielmino, buongiorno. Buongiorno. È il fondatore e anche past president della SIRU, che è la Società Italiana della Riproduzione Umana. Allora, è vero, assistiamo ormai da tempo ad una diminuzione delle nascite nel nostro paese, una riduzione che anno dopo anno va avanti in maniera inesorabile, direi quasi inarrestabile. I dati dicono che negli ultimi anni, nell'ultimo anno, c'è stato un ulteriore decremento di queste nascite, perché in Italia si nasce davvero poco, pochissimo, stando agli ultimi dati. Allora, cerchiamo di capire, sono soltanto delle cause esterne che portano a questa denatalità? Ci sono dei fattori ambientali, ci sono dei fattori invece che riguardano la salute di uomini e donne? Cioè, cerchiamo di andare con ordine e magari fare capire a chi ci ascolta da casa che cosa sta succedendo. Non c'è soltanto un problema legato, diciamo, al fatto che magari
si arriva al mondo del lavoro tardi e allora si pensa a mettere su famiglia tardi e quindi è poi più difficile avere figli. Cerchiamo di progressivamente addentrarci in questo, sì, lei ha questo individuato discorso. quali sono i vari fattori che noi abbiamo davanti rispetto a questo, posso dire, grosso, robusto calo demografico. Per dare un'idea di quello che è il calo demografico, noi dobbiamo pensare a una popolazione per mantenersi in equilibrio tra quelli che nascono e quelli che muoiono, sia un numero che è 2,1, che è la soglia di sostituzione di una popolazione, quindi tanti muoiono e tanti nascono, quindi si mantiene uguale. Noi in Italia siamo a 1,2, quindi siamo molto inferiori, diciamo, e possiamo dare anche una idea che è quella che l'Italia forse è uno dei paesi al mondo che ormai ha un calo demografico così sostenuto. I fattori sono sicuramente dei fattori di carattere anche sociale, lei indicava giustamente l'età in cui si progetta di diventare genitori, è un'età ormai abbastanza avanzata per tante ragioni, tantissime ragioni. Nei nostri centri di riproduzione medicalmente assistita l'età media, questi sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia, è 36,7, quindi capite che se una donna, una coppia viene a chiedere di avere un figlio in un centro che si occupa di riproduzione umana a 37 anni, capite perfettamente che è un'età, cioè, le nostre nonne erano già, molto avanti. Ne avevano fatte già 5, 6, chi 9, io mio padre 9, mia madre 8. Si procreava già da giovanissimi, 17, 18 anni. Esattamente. Già... Quindi noi cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto in questi anni una modifica dei nostri costumi di vita che non possono, come posso dire, essere ammortizzati dalla capacità biologica, cioè la biologia dell'uomo è rimasta uguale, i nostri costumi di vita sono cambiati molto velocemente, per cui ci troviamo a una richiesta di genitorialità in età molto avanzata e quindi questo diventa un problema vero. Quindi nella migliore delle ipotesi, quando una donna anziché a 25 anni ma a 35 anni decide di diventare madre, non si potrà aspettare da quella donna che farà 4 figli, al massimo ne fa uno. Infatti 1,2 vuol dire che per ogni coppia c'è un figlio e un braccio, per dirla in modo comprensibile. Allora voi affronterete questi temi, queste tematiche tra domani e dopodomani. Esatto, però questo problema non può essere solamente addebitato a un problema di carattere sociale. C'è un problema che riguarda anche quello che noi stiamo vivendo, le nostre abitudini di vita e quello che noi respiriamo, quello che noi mangiamo, quello di cui noi ci vestiamo. Quindi diciamo sono fattori ambientali e sociali. Diciamo che gli ultimi dati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando parlano di infertilità, definiscono che è un problema mondiale che è arrivato al 17,5%. Ma è un problema mondiale, chiedo scusa se la disturbo, che riguarda soltanto il mondo occidentale oppure ci sono altre aree? No, soprattutto il mondo occidentale. Perché? Perché il livello di inquinamento che noi abbiamo, dicevo appunto quello che noi mangiamo, quello che noi respiriamo, ci sono dei fenomeni, io ho portato una cartina perché abbiamo fatto una cosa molto, secondo me, utile che sarà presentata in questi giorni, quindi ne darei anche un'anteprima in questa trasmissione agli ascoltatori. Questa è una cartina che ha soltanto lei, che noi non abbiamo in regia. No. Magari se può girarla, chiediamo uno sforzo alla regia su quella camera lì che lei ha, ce la può fare, magari mostrare, se la mettiamo a favore di camera. In questo modo cerchiamo di capire se riusciamo a vedere qualcosa di quanto c'è scritto, di quanto viene riportato, perché vedo dei dati in rosso che forse segnalano delle criticità, eccola qui, la stiamo intravedendo, ecco, diciamo così, la intravediamo. Ecco, così la però, posso inquadrare anche io. In sintesi che cosa ci racconta? In sintesi racconta questo, devo dire che sono dei dati che noi anche a livello regionale avevamo già un po' individuato, quindi possiamo dire che noi non sappiamo come succede il fenomeno, ma sappiamo che in alcune aree della Sicilia, quindi noi ci occupiamo di riproduzione umana, quindi da noi vengono persone che non riescono ad avere figli, noi ci chiediamo, ma vediamo se questa percentuale in queste coppie che vivono in questa zona è più bassa rispetto a quelli che vivono in un'altra zona. E che cosa viene fuori? E viene fuori che ci sono alcune zone in Sicilia, come quella di Priolo,
Siracusa, Augusta o quella di Pachino o la Valle del Mela di Milazzo, che sono aree di concentrazione industriale? Assolutamente sì, e agricola. Quindi noi possiamo dire, dai risultati che noi stiamo vedendo, quindi poi di sponda, dietro, cioè andiamo a vedere, ma queste percentuali di gravidanza in queste zone come sono? La zona di Priolo, io vi dico che ha la metà della capacità riproduttiva rispetto a quello delle altre zone siciliane, ma la cosa che a noi ha colpito di più a Priolo e nella zona di Pachino, dove ci sono le serre, quindi possiamo dire sia nei reparti industriali, per quello che respirano le persone che stanno lì, che quelli che lavorano nelle serre, quindi tutti i materiali che vengono utilizzati all'interno delle serre, hanno un'abortività che è il doppio di quelli delle altre regioni. Professore, la interrompo per capire, ma il fenomeno non riguarda soltanto le donne, questa improduttività, questa infertilità. Sì, certo, anche gli uomini. Riguarda uomini e donne. Quando io dico abortività in gravidanza, poi noi la registriamo sulla donna. Certo, poi ci vuole un uovo e ci vuole uno spermatozoo, quindi un maschio e una femmina. Poi quella donna riesce a ottenere la gravidanza dopo che noi mettiamo assieme i gameti umani, sì o no? Quant'è la percentuale? Più bassa. Quant'è la percentuale una volta che rimangono gravi di perdere questa gravidanza? Queste zone hanno il doppio rispetto alle altre zone siciliane. Quindi lì c'è la necessità di andare a fare proprio un intervento. Cioè capire qual è il meccanismo, che sarà una cosa abbastanza complicata, però almeno capire come dobbiamo bonificare queste aree. Io dico di più agli spettatori e ai funzionari della nostra regione. Noi questi dati già sono stati individuati dalle nostre competenze regionali, però le hanno individuate, come posso dire, a un livello postumo. Cioè nascono più maschi o più femmine, che mi pare un po' riduttivo. Nascono più malformati in questa zona o meno malformati? Quindi abbiamo degli elementi, ci sono stati dei segnali, ci sono più aborti o meno, quindi abbiamo avuto dei segnali, però dobbiamo avere la capacità di essere un pochino più robusti e forti a capire ma cosa succede, cos'è che mangiamo che non va. E allora noi che cosa possiamo fare? La cosa che possiamo fare è quella che stiamo cercando di fare. Per esempio lei accennava al congresso che si apre domani e dopodomani a Messina, che è proprio fatto con questo tipo di approfondimento sull'intervento dell'inquinamento, sulla capacità riproduttiva. Stiamo vedendo per l'appunto. Esattamente. Noi scriviamo dalla prevenzione dei gameti all'adulto, perché noi vogliamo parlare con i ragazzi. La cosa bella Ci sono dei ragazzi che partecipano? Assolutamente. Noi abbiamo coinvolto le scuole sia calabresi che siciliane, nella fattispecie del messinese. Saranno domani circa 100 giovani che verranno. Noi abbiamo messo a disposizione, ed è un progetto che stiamo facendo come società italiana in tutta Italia, abbiamo messo a disposizione i nostri esperti che sono andati nella scuola, in queste scuole. Quindi in qualche modo hanno già preparato i ragazzi? I ragazzi hanno preparato dei documenti, addirittura una scuola di Messina bellissima ha fatto anche un video, quindi loro saranno i protagonisti all'inizio del congresso, che presenteranno i documenti che hanno preparato e il video che hanno fatto, e lo faranno nel contesto di una sessione che parlerà proprio degli stili di vita, perché noi il nostro interesse in questo momento qual è? Quello di spiegare e informare ai giovani che, visto che la condizione è quella che è, come ci possiamo difendere da questa cosa? È un'inversione, diciamo, culturale che deve avvenire. C'è necessità di questo. Senz'altro, però io le faccio un'osservazione, diciamo che il mondo occidentale è quello che produce forse più inquinamento perché è più industrializzato, però le altre parti del mondo, quelle meno industrializzate, producono tantissimo inquinamento atmosferico, idrocarburi. Perché l'industrializzazione da noi ha questi effetti e magari, che ne so, in India, faccio un esempio, in India questo non avviene. Ho citato un paese a caso. No, fa benissimo. Vabbè, lì diciamo che hanno delle patologie che sono un po' diverse dalle nostre. Noi abbiamo una sterilità in quei paesi chiamata secondaria, che è tipica dei paesi che hanno una difficoltà di assistenza sanitaria. Cioè quelle donne fanno il primo figlio, poi gli viene un'infezione, poi hanno un problema durante gli interventi chirurgici, fanno un cesareo e quindi non riescono ad avere il secondo. Da noi invece la società del lusso
e del consumo, cosa che quei paesi ancora non conoscono. Quindi noi abbiamo due elementi, possiamo avere l'inquinamento come ce l'hanno i cinesi, come ce l'hanno gli indiani. Poi noi abbiamo anche il consumo, che è una cosa molto importante. Noi affronteremo un problema semplice, le microplastiche. Noi siamo assediati dalla plastica. La plastica cosa fa? E le microplastiche e le nanoplastiche. Proprio a Catania c'è stato un brevetto dato alla professoressa Ferrante di Igiene sulla capacità di indagare sulle nanoplastiche. Quindi prima si parlava di micro, nano sono particelle ancora più piccole della plastica. Noi abbiamo scoperto cose, si sta vedendo cosa, le abbiamo trovate dappertutto. Le abbiamo trovate nel seme, nel liquido seminale, pubblicato anche da noi circa un mese fa, anche nel liquido follicolare degli ovociti dove sviluppano gli ovociti, ma c'è una cosa, quindi noi siamo soggetti a questi interferenti endocrini che sono l'elemento più subdolo che noi respiriamo in alcune zone particolarmente inquinate. Cosa fanno gli interferenti endocrini? Sostituiscono i nostri ormoni, interferenti endocrini, quindi intervengono con il nostro sistema ormonale. Qual è il sistema principe che ha un condizionamento ormonale? Quello riproduttivo. Tiroide sicuramente coinvolta, ma quello riproduttivo è quello che è gestito. La donna ha un ciclo proprio che è solamente ormonale, ma anche maschi abbiamo questo. Quindi cosa succede? Che questi interferenti endocrini che agiscono sia nell'adulto e nel bambino e che cominciano ad avere degli effetti quando noi eravamo nell'utero di nostra madre, quindi già dall'interno dell'utero i bambini, e questo chiaramente poi... E questo si sviluppa. Ma c'è una cosa che si vede che è incredibile. I posti in cui ci sono gli interferenti endocrini e contemporaneamente c'è una diffusione delle microplastiche, le microplastiche sono dei vettori che aiutano gli interferenti endocrini ad entrare nelle cellule, quindi c'è un'amplificazione, come posso dire, del problema degli interferenti endocrini. Quindi dobbiamo capire... Il problema, capisco, è piuttosto complesso. Certo, quindi noi ci dobbiamo difendere. La plastica è la prima cosa che dobbiamo cercare di rifiutarci, di avere contatti. Professore, le auguriamo buon lavoro intanto, che sia un seme che si possa poi, diciamo, sviluppare e crescere. Ci dobbiamo fermare, il nostro tempo è finito. La ringraziamo per queste preziose informazioni. Fra poco, ahimè, parleremo di altro e parleremo delle morti sul lavoro, che è un altro tema di grande attualità, stretta attualità, ahimè purtroppo anche nella nostra regione. Diamo un dato, 800 i morti in 10 anni sul posto di lavoro, numeri davvero spaventosi, ne parleremo fra non molto. Restate con noi a Buongiorno Sicilia, buon lavoro intanto. Anche voi. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato adesso parliamo delle morti, le morti bianche, la strage davvero che avviene sul lavoro, e per farlo abbiamo in collegamento Valeria Tranchina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Presidente del Comitato Regionale dell'INPS Sicilia. Prima di cominciare e addentrarci nei nostri temi, il Comitato Regionale dell'INPS Sicilia, a proposito proprio di questi temi, che cosa fa, come si muove, qual è, diciamo, la mission? La mission è quella che abbiamo voluto dare noi con un indirizzo di mandato nuovo. Ci siamo reinsediati dopo un anno e quasi 4 mesi di vacazio del comitato regionale, ci siamo insediati nel novembre del 2023, abbiamo deciso di occuparci totalmente e in prima persona di tutte le tematiche che riguardano appunto le condizioni sociali, economiche e occupazionali della nostra Sicilia. Il comitato, come si sa, è composto sia da persone individuate dalle organizzazioni sindacali sia dalle associazioni datoriali, e quindi diciamo che insieme vogliamo occuparci di tutto quello che riguarda intanto il lavoro, ma anche la povertà, l'invecchiamento attivo, il rapporto fra lavoratori attivi e persone che sono invece in pensione. Insomma, stiamo lavorando su
tanti temi e tanti fenomeni sociali. In primo luogo abbiamo voluto proprio inserire in questo comitato che abbiamo tenuto appunto venerdì scorso, subito qualche giorno dopo la strage di Casteldaccia, abbiamo voluto inserire questo nostro contributo da dare alle istituzioni, che possa essere anche promotore di momenti importanti come quello che c'è stato, perché richiesto anche attraverso le manifestazioni delle organizzazioni sindacali in assessorato al lavoro proprio l'altro ieri. Ecco, noi vorremmo fare da cerniera ed essere promotori di momenti di confronto. Non sta a noi decidere, creare non lo so, fare accordi, però sta sicuramente a noi per quello che rappresentiamo, provare a trovare il momento di confronto e ad approfondire, in questo caso approfondire un tema così grave come quello del disastro che c'è stato a Casteldaccia. Dottoressa, io la interrompo, ci arriviamo, nel senso che il numero impressionante che viene fuori, abbiamo visto che in una settimana, grosso modo, ci sono stati 6 morti solo in Sicilia, morti sul lavoro. Però il dato preoccupante della Sicilia è che in 10 anni, cioè dal 2013 al 2023, ci sono stati 800 morti sul lavoro. Significano 80 persone che hanno perso la vita ogni anno andando a lavorare. È una strage. È una strage e infatti stavo dicendo proprio questo. Noi, diciamo così, si accendono i riflettori in modo così forte, così luminoso quando ci sono le stragi, la strage di Brandizzo, la strage di Firenze dell'Esselunga, la strage di Casteldaccia, ma lo stillicidio continuo di vittime nei luoghi di lavoro è quotidiano, si contano circa 3 morti al giorno nel nostro paese, in tutta Italia, ed è causato dal combinato ovviamente di appalti e subappalti a cascata, di esternalizzazioni, di un lavoro precario, frammentato, dove c'è la mancanza di formazione, dove non c'è un'adeguata sicurezza, dove non ci sono i controlli anche sui materiali e sui mezzi che si usano nei luoghi di lavoro. Sono numeri bruttissimi, lasciano sgomenti, danno un pugno allo stomaco e non si può soltanto discuterne, fare messaggi di cordoglio, pensare, fare commenti o dare giudizi quali è stata una fatalità, è successo, oppure non lo so, magari è stata la disattenzione dei lavoratori, capita spesso, e spesso i familiari congiunti delle vittime sono costretti a dover trovare loro le prove insieme alla magistratura, per dimostrare che il lavoratore aveva fatto soltanto il suo dovere in quel giorno e che c'erano problemi a monte. Dottoressa, voi chiedete, insomma, voi le associazioni anche sindacali che collaborano insieme a voi, l'introduzione di alcune migliorie, di alcuni provvedimenti. Secondo lei la patente a punti per le aziende è un sistema che può in qualche modo fare mettere in regola le aziende, se sono le aziende carenti? Perché molto spesso... Ma la patente a punti già c'è ed e può essere colmato il momento di infortunio, di eventuale infortunio, con dei corsi di formazione. Noi ci rendiamo conto che non è equivalente. L'infortunio può essere mortale. Ad esempio leggevo dai dati dell'INAIL, l'altro istituto come noi che ha un governo duale, che soltanto ad esempio i dati dei primi 5 mesi in Sicilia del 2023 hanno contato circa oltre 10.000 infortuni denunciati all'INAIL. Con 24 casi mortali, stiamo parlando del 2023. Ma sono tutti denunciati gli infortuni? No, assolutamente no, e non sono denunciati per quella mancanza di certezze che hanno i lavoratori. Il nostro mondo del lavoro, il nostro mercato del lavoro è
costituito e strutturato soprattutto sul precariato, su tipologie di lavoro negli ultimi decenni sicuramente che hanno inserito totalmente è impostato sul lavoro stagionale, a tempo determinato, paradossalmente a chiamata, perfino giornaliera o settimanale come succedeva negli anni 60 e 70. Tutto questo dà una grande difficoltà, una grande vulnerabilità ai lavoratori perché non possono sindacalizzarsi, non possono chiedere i diritti del lavoro. Nei momenti, in quel periodo di contratto a tempo determinato, devono rispondere e non al datore di lavoro e non sempre possono appellarsi ai diritti a cui insomma dovrebbero avere diritto, ecco, scusando il termine, bisticcio di parole. Due aspetti ancora volevo approfondire con lei. Intanto quello delle morti sul lavoro è un fenomeno in Europa in particolare soltanto strettamente italiano, cioè si concentra in maniera particolare in Italia per quello che sappiamo, oppure per quelli che sono i dati a vostra disposizione anche negli altri paesi dell'Unione Europea ci sono questi problemi? Il mondo del lavoro in Italia si è frammentato e si è frammentato molto di più. La differenza fra noi e l'Europa già sta anche nei salari. Negli ultimi 10 anni i salari del resto dei paesi europei è aumentato, noi ci si è fermati a 10 anni fa. I nostri adeguamenti dei contratti collettivi nazionali non hanno registrato l'adeguamento all'inflazione e con questo le dico tutto, insomma. C'è tanto l'utilizzo del subappalto. Noi chiediamo che la responsabilità nel caso eventuale di infortunio o addirittura di morte vada non soltanto all'azienda che ha subappaltato il lavoro, ma che venga responsabilizzata l'azienda appaltante, l'azienda committente che poi ha dato in subappalto, senza controllare l'organizzazione del lavoro, l'adeguata formazione, la sicurezza messa in campo per i lavoratori. Devo dire che tutto questo crea un documento, intanto crea la perdita della vita, si traduce con la perdita di vita per quei lavoratori o per infortuni gravi per quei lavoratori che ne sono vittime, ma crea anche un grave danno a quelle aziende di qualità che ci tengono a stare dentro, rispettare le leggi, avere la propria responsabilità sociale di impresa. Sì, Emanuela. Sì, no, io volevo soltanto capire, ma non è che questo sistema dei subappalti è un modo per aggirare l'ostacolo, quindi eludere i controlli e quindi insomma lavorare poi senza tutele nel caso dei lavoratori, proprio nel caso di Casteldaccia? Perché dico questo? Perché la ditta Quadrifoglio, sappiamo che il suo amministratore delegato ora è indagato, il titolare è indagato, la ditta Quadrifoglio aveva partecipato a questa gara, aveva perso, vince la TEC e dà il subappalto alla Quadrifoglio, quindi c'è qualcosa una contraddizione in termini di fondo. C'è una contraddizione in termini perché stiamo parlando di un luogo di lavoro, la sicurezza e la formazione sulla sicurezza vengono fatti a secondo della tipologia di lavoro che si espleta, in quale luogo è, se è un locale pubblico oppure se è un cantiere. In questo caso si parla di spazio confinato, cioè un posto dove un luogo di lavoro dove c'era gas, fame, e quindi bisognava avere una formazione adeguata, specifica, per poter accedere a quella tipologia di subappalto, di appalto. Ci sono delle leggi. Il decreto del 177 del 2011, il DPR 177 del 2011 proprio prevede determinati requisiti per le aziende che devono svolgere dei lavori negli spazi confinati, cioè pozzi, cunicoli, posti dove ci sono pozzi neri, ed sarebbe questo il caso. Ci siamo domandati, avevano questi requisiti quelli di questa azienda, il titolare di questa azienda? Avevano fatto la formazione, perché già non c'erano i dispositivi di protezione, di sicurezza, non avevano le maschere.
Questo la vuol dire. Adesso la diciamo la magistratura certamente farà il suo lavoro, i tempi sono lunghi e cercheremo di capire. Volevo affrontare altri temi con lei come quello degli ispettori del lavoro che mancano e sono davvero pochissimi nella nostra regione. Abbiamo soltanto 49 nostri e 29 in prestito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Speriamo che invece si lavori così come ha asserito l'assessore al lavoro siciliano, sta ragionando con il Ministero del Lavoro proprio per poter aumentare questo numero. I controlli servono. Mi scusi, a fronte di oltre 300.000 imprese siciliane non si possono avere soltanto 50, 70, 100 ispettori. Non potrebbero muoversi, non potrebbero avere assolutamente la possibilità. Non basterebbero solo nella provincia di Catania. Non basterebbero assolutamente. Grazie. Grazie alla dottoressa Valeria Tranchina, che è presidente del Comitato regionale dell'INPS Sicilia. Buon lavoro, so che è un lavoro difficile il vostro. Grazie, una buona giornata, ci fermiamo ancora e fra poco parliamo delle nuove bandiere blu che la Sicilia ha ottenuto, ha acquisito, ma ne parliamo fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme per Buongiorno Sicilia, voltiamo pagina, parliamo delle 3 nuove bandiere blu per il mare siciliano, ma non solo di questo, lo facciamo con il presidente della Fondazione Educazione Ambientale Italia, ho tradotto quello che è poi la sigla FEE, dovrebbe essere questo il significato, mi corregga se sbaglio. Buongiorno a Claudio Mazza. Buongiorno. Ho detto bene, insomma, la Fondazione Educazione Ambientale Italia? Sì, sono gli uffici italiani della Foundation for Environmental Education, che è una fondazione internazionale. La sede ora è passata dal Regno Unito, a Copenaghen, ma siamo presenti in 81 paesi del mondo. Allora, senta, stamattina con lei parliamo della salute del mare. Il mare italiano, intanto come sta, poi parleremo di quello siciliano. Diciamo che il mare italiano è comunque, la situazione è migliorata in questi anni, anche se ci sono chiaramente tanti problemi che vanno dalle microplastiche, inquinamenti di vari tipo, ma soprattutto c'è probabilmente una inadeguatezza ancora della depurazione in molte parti d'Italia. Le maggiori criticità dove si registrano a proposito della depurazione? Perché il nostro Paese riceve spesso richiami dall'Europa in questo senso, su questo tema, sul tema della depurazione. Arrivano delle procedure di infrazione, arrivano delle multe da pagare. Non vi sento benissimo. Comunque sul tema della depurazione è un problema comunque che è abbastanza omogeneo in tutto il paese. Diciamo che ancora sicuramente buona parte della depurazione sono depuratori primari, i terziari e i secondari sono sicuramente in minor numero. Ecco, su questo bisogna lavorare, perché per crescere anche perché le nostre coste possano diventare sempre più competitive anche a livello del turismo internazionale, la qualità delle acque va garantita in tutto il paese. Mazza, le volevo chiedere, quando un tratto di mare ottiene la bandiera blu è perché diventa un'eccellenza, risponde a dei parametri. Quali sono questi parametri per cui si assegna la bandiera blu? Allora, sono diversi e molti i criteri e gli indicatori che vengono presi in considerazione, ma partiamo prima di tutto da un aspetto che è fondamentale. Prima ancora si dà sempre chiaramente importanza al riconoscimento, alla certificazione bandiera blu, ma ciò che è realmente importante è il percorso. Siccome di percorso si tratta, è un percorso che i comuni fanno una scelta volontaria di intraprendere, che è una scelta politica forte, quella sulla sostenibilità. Il percorso è impostato al miglioramento continuo, quindi noi chiediamo comunque di veder migliorare costantemente e con regolarità le
performance in termini di qualità e ambientali. La nostra è una politica dei piccoli passi, ma devono essere cose estremamente concrete che comunque portano verso il cambiamento. Prima di tutto c'è un paletto di accesso, che è la qualità delle acque di balneazione, che devono essere classificate eccellenti negli ultimi 4 anni. C'è una classificazione che viene data, che si basa sulle analisi effettuate dalle ARPA nell'ambito del sistema di monitoraggio del Ministero della Salute, che alla fine hanno una classificazione che va da scarsa, sufficiente, buona, eccellente. Ecco, le località a bandiera blu devono garantire da 4 anni la classificazione di acque eccellenti. Sarebbe riduttivo parlare però solo di questo, c'è la gestione dei rifiuti, c'è la depurazione deve essere adeguata, gli allacci fognari che devono essere superiori all'80%, c'è la sicurezza dei bagnanti che deve essere garantita sulle spiagge bandiera blu, sia chiaramente in concessione ma sulle libere, l'accessibilità e poi tutta una serie di aspetti che vanno dalla mobilità, l'educazione ambientale, comunque l'educazione allo sviluppo sostenibile, che è un aspetto fondamentale, perché quando noi spendiamo tante parole per parlare di transizione ecologica o altre cose, ma se non partiamo da questo e non formiamo dalla scuola su questi temi la cittadinanza e la scuola, è come costruire un palazzo senza fondamenta, anche perché se le persone che hanno superato gli ANTA, quante ne vogliamo convincere su certi temi? Siamo il 30%, siamo sicuramente ottimisti. Fortunatamente i ragazzi ancora conoscono il bianco e il nero, fortunatamente il grigio ancora non lo conoscono, quindi se sposano una scelta lo fanno in modo estremamente serio e l'educazione ambientale passa per l'educazione formale, quindi per la scuola. Comunque sono molti criteri che riguardano la gestione del territorio, anche perché la qualità del nostro mare è strettamente correlata alla gestione del territorio. Una osservazione e poi la saluto. La Liguria è la regione italiana con il maggior numero di bandiere blu, sono 34 se non ricordo male. Quest'anno la Sicilia ne ha ottenute altre 3, arriva a 14 e queste 14 bandiere blu sono concentrate in 3 province, sono Messina, Agrigento e Ragusa. C'è molto da fare perché se consideriamo che le province siciliane sono 9, non tutte chiaramente si affacciano sul mare, però altre province si affacciano sul mare, no? Sì, allora voi avete quindi capito che sono molti gli elementi che portano a questo. Prima di tutto, ripeto, c'è una scelta di iniziare il percorso, quello è fondamentale, di mettersi in gioco. Perché guardi, io faccio sempre una battuta con tanti sindaci quando li incontriamo, che gli amministratori sono bravissimi a rappresentare ciò che hanno di bello sul proprio territorio. Bandiera blu è un'altra cosa, bisogna avere la forza di aprire il cassetto, tirare fuori le criticità, metterle sul tavolo e darsi tempi e modi per risolverle. Quindi sono molti gli elementi che concorrono, ma se non si inizia, perché uno pensa di non avere tutti gli elementi, difficilmente riesce a crescere, a migliorare. Bisogna Quanto alla crederci. concentrazione in un'area piuttosto che tutto il resto, questo è legato anche a uno spirito di emulazione. Avviene abbastanza spesso che accanto a un comune bandiera blu ne sorga un altro perché vede che migliorano le cose, vedono che migliora la qualità dei servizi, migliora la qualità della vita dei cittadini, e dove stanno bene i cittadini stanno bene i turisti, e migliorano anche le presenze turistiche, anche se non è nella nostra mission, ma sappiamo che comunque è un fattore rilevante per spingere in questa direzione. La ringrazio, dottore Mazza, per questa sua preziosa, queste sue preziose indicazioni che arrivano proprio per salvaguardia poi di quella che è il patrimonio naturale che abbiamo a disposizione, perché il mare appartiene al nostro patrimonio nazionale. Grazie a Claudio Mazza, che è il presidente della Fondazione FEA Italia. A risentirci a presto, buon lavoro, perché c'è tanto lavoro anche per voi. Ci fermiamo, andiamo a vedere adesso le pillole di Almanacco e dopo ci occuperemo delle stelle.
Il 16 maggio segna la Giornata Mondiale della Luce, un evento annuale che celebra il ruolo cruciale della luce nella vita di tutti i giorni. Questa giornata serve a ricordare come la luce, dalle tecnologie basate sulla fibra ottica alla conservazione energetica e oltre, sia fondamentale, non solo per la scienza, ma anche per l'arte, l'educazione e lo sviluppo sostenibile. Se siete alla ricerca di un metodo per migliorare la vostra produttività, vi consigliamo di provare la tecnica del pomodoro. Questo metodo, nato negli anni '80, prende il nome dalla forma di alcuni timer da cucina. La tecnica consiste nel suddividere il lavoro in intervalli di 25 minuti, chiamati pomodori, con brevi pause di 5 minuti ad ogni intervallo. Utilizzando app o siti web potete facilmente metterle in pratica per mantenere la concentrazione ed evitare la stanchezza mentale. Oggi vogliamo parlarvi di un modo di dire inglese molto curioso, get the wrong end of the stick, che letteralmente significa prendere l'estremità sbagliata del bastone. Questo modo di dire viene utilizzato per indicare un fraintendimento di una situazione che spesso può portare a conseguenze spiacevoli. Ma da dove viene esattamente questa espressione? Beh, pare che faccia riferimento ai bastoni da passeggio e all'impugnare la parte sbagliata, cioè l'estremità che si appoggia a terra, spesso sporca e ricoperta di fango. In Italia un modo di dire simile è prendere fischi per fiaschi. Bene, adesso andiamo da Marco Amato. Buongiorno Marco, buon caffè. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Tazzina Buongiorno, particolarissima, grazie. Cosa c'è in questa tazzina? Abbiamo visto c'è un disegno, qualcosa che... Ci sono due fenicotteri. Due fenicotteri, Cuore, adesso... dicono cheer up, ovvero rallegrati. Rallegriamoci. Come ci rallegri stamattina? Vi rallegro con un successo di una star che a me piace tantissimo e di cui mi piace celebrare la gloria riconosciuta e meritatissima, perché parlo della signora Meryl Streep, che ha ottenuto un premio alla carriera commovente tra lacrime in una splendida premiazione che la consacra letteralmente come una delle icone mondiali del cinema internazionale. Ebbene, appunto, Marie-Louise Streep ha ottenuto questo riconoscimento e questo premio, ma non è solo il premio quello che è importante nel suo caso, ovvero quanto e come ha lavorato nel tempo, perché detiene i record tra le attrici più presenti alle nomination ai Golden Globe, agli Emmy, tutto quello che riguarda il cinema, insomma. Ed ecco, dalla scelta di Sofia al Diavolo Veste Prada a Kramer contro Kramen, è stata un'attrice assolutamente iconica e grandissima. Dove viene zodiacalmente la sua grandezza? E beh, in questo caso mi sono studiato proprio tutto il suo oroscopo di un personaggio così interessante. È una cuspide Gemelli Cancro con ascendente Leone. Ebbene, Giove sta per entrare in Gemelli, Giove pianeta dell'espansione e della gloria, quindi la sua parte Gemelli assolutamente giustifica tutto questo, ma non solo, anche l'ascendente Leone con un Plutone dominante che è assolutamente ben voluto da questo Giove, che la magnifica ancora di più, ma soprattutto la creatività nella centralità della sua azione. Ecco, vedete, frutto di un alacre lavoro e grande ricerca interiore, anche perché la signora era stata all'inizio della sua carriera addirittura scoraggiata dal fare l'attrice perché non rispondente ai canoni estetici dell'epoca. Ebbene, brava Meryl, successo meritatissimo, e le sue interpretazioni siamo sicuri che rimarranno sempre nei nostri cuori per i personaggi a cui ha dato vita. Il mio preferito, per esempio, è Miranda Priestly del Diavolo Veste Prada. Allora, la luna oggi è in Vergine, un po' noiosa, ma i segni di terra, che hanno anche dalla loro parte Mercurio e Venere, ne giovano sicuramente. Quindi Toro, Vergine, Capricorno, oggi è una giornata assolutamente morbida e congeniale. Ma non solo, il Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario hanno Marte dalla loro, quindi tutto con passione, tutto con grande arditezza.
espandimento. Soprattutto il leone, che oggi per esempio ha una grande capacità di trasformare alcune cose importanti della sua vita. Ebbene, passiamo agli aria e agli acqua. Gli acqua un po' sornioni godono dei benefici che per ora sta facendo la Terra nei loro confronti, quindi godono assolutamente di tutti i vantaggi che presentano la Luna, Mercurio e Venere. Quindi Cancro, Scorpione e Pesci oggi fanno un po' andare avanti le cose da sole nel flusso per come devono andare. Del resto la loro natura è acquatica, quindi bandierina blu sulle loro conquiste anche per loro. Per ultimi gli Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario cosa fanno? Un po' distratti oggi e le cose non vanno come veramente vorreste, ma sentite dentro di voi che è un periodo preparatorio proprio perché il grande Giove sta per magnificare la terna d'aria tra qualche giorno, quindi stay tuned. Ragazzi, vi auguro una splendida giornata e auguro un buongiorno a tutta la Sicilia con i miei fenicotteri rosa. Grazie Marco. Emanuela, torno da te. Vi faccio vedere delle immagini di quello che sta accadendo nel nord Italia dopo questo nubifragio in Lombardia. Ecco, allagamenti, traffico in tilt e treni cancellati nel capoluogo, quindi a Milano e a Monza. Siamo sul Corriere della Sera. Esondano il Seveso e il Lambro, evacuati e soccorsi in gommone. Pioggia record, l'acqua fuoriesce dai tombini, botta e risposta, sala opposizione, ma appunto queste le immagini, le auto sommerse. E addirittura è stata presa una carpa, presa a Ponte Lambro. Perché ormai le strade si sono trasformate veramente in fiumi e c'era persino una carpa che è stata anche lei soccorsa dai soccorritori. Grazie Emanuele, adesso andiamo indietro nel tempo. 16 maggio 1920, Benedetto XV proclama santa la beata Giovanna d'Arco dopo 5 secoli dalla sua morte sul rogo. La fastosa, ecco qui stiamo vedendo per l'appunto, la fastosa cerimonia di canonizzazione ha luogo in piazza San Pietro. Il 16 maggio del 1792 a Venezia viene inaugurata la Fenice, un nome, un destino. Il Massimo Teatro veneziano risorse più volte dalle proprie ceneri, tenendo viva la memoria di oltre 2 secoli di storia della lirica, intrecciata con le principali vicende della Repubblica lagunare. Il 16 maggio 1929 a Los Angeles, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards, i famosi Oscar. Sono i tempi della depressione e nell'economia, nel cinema attraversano un buon momento. La cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti. In gara solo film americani e muti. Vengono consegnati in tutto 12 premi. Restiamo in tema cinema. 16 maggio ma del 1957 Giulietta Masina vince il Festival di Cannes, il premio come miglior attrice con Le notti di Cabiria di Federico Fellini. La pellicola è pluripremiata, vincerà il David di Donatello per la miglior regia e gli Oscar come miglior film in lingua straniera. 16 maggio del 1988 Everett Kopp, direttore della sanità USA, pubblica un rapporto in cui si elencano le proprietà della nicotina e i suoi effetti devastanti sulla salute, ma soprattutto le sue modalità di assuefazioni, molto simili a quelli di cocaina ed eroina. Kopp vieta il fumo nei luoghi di lavoro e si oppone alla esportazione di tabacco nei paesi in via di sviluppo. Il 16 maggio 2008 le immagini di Napoli fanno il giro del mondo, le vediamo, ve le riproponiamo oggi. La città è in rivolta per l'emergenza rifiuti, dalla periferia al centro è un tappeto di spazzatura, i rifiuti vengono gettati in mezzo alla strada da teppisti che poi danno alle fiamme i cassonetti, paralizzando il traffico. Il quartiere del Vomero è bloccato. E infine il 16 maggio festeggiamo 2 grandissimi nomi del mondo della musica italiana. Infatti sono nati in questo giorno sia Claudio Baglioni, classe 1951, che Laura Pausini, nata nel 1974. Artisti che hanno fatto la storia della musica leggera, osannati, pluripremiati, e sia in patria ma anche all'estero. Per rendere omaggio ascoltiamo un loro magico duetto che stiamo già comunque ascoltando in sottofondo. Insieme cantano Avrai, una delle canzoni più famose di Baglioni, in occasione del Festival di Sanremo del 2018, edizione in cui lo stesso Baglioni è stato conduttore e direttore artistico. Ci salutiamo qui con Buongiorno Sicilia. Grazie Emanuela. Grazie a te Angelo. Ci ritroviamo domani. A domani.